Buonasera, buonasera cari telespettatori. Ho un aiutante e che aiutante è un po', guardate il sorriso della nostra, eccola qui. Com'è, scusa? Sei contenta? Si vede. Come ti chiami tu? Vittoria. Di nome di fatto, cara, guarda. Cos'hai tra le mani? Un tablet. E quanti anni hai? 5. 5. Ma perché sei qui stasera, Vittoria? Boh. Appunto. Ma spiegami, posso mettere... Che bello vedere un bambino che ride. Spiegami chi è quella signora con la casacca bianca. La maestra. La maestra? È vera la maestra? Direi proprio di sì. Ma quant'è che canti tu? Un anno e mezzo? Zero, cioè proprio da poco? Sì. Sì, perfetto, che bel momento. Sindaco, chissà quando finirà di ridere. Speriamo mai. Speriamo mai. Allora, tieni pure il tablet. Stasera vogliamo celebrare degnamente, come direbbe il nostro Don Luca Caligaro, i 35 anni di vita dei Pueri Juvenes. 30? Vedi, ho detto, vedi? 1-0 per la maestra che non usa il cellulare, cioè quando lei... Pochi messaggi. Buonasera, nobile. Buonasera, Daniele. Allora, intanto possiamo spiegare chi sono questi fiori nel bel mezzo dello studio di Telefriuli? Beh, sono i nostri fiori di Martignacco, che sono i Puri Cantores di Martignacco, che quest'anno abbiamo fatto i 30 anni, quindi di fondazione, e loro sono il futuro, il nostro futuro. Cantiamo, facciamo parte della federazione nazionale delle Puri Cantores e cantiamo prettamente alle celebrazioni religiose, quindi accompagniamo tutto quello che è nella nostra comunità, le sante messe e le messe più importanti, ma non soltanto. Facciamo concerti, ci divertiamo un po' in varie attività con i nostri amici, con i Cartoni Ardenti, con la Filarmonica Linda e con tutte le altre associazioni del paese. E invece questo sestetto? Esatto, sono i nostri amici, i Cartoni Ardenti. Cartoni? I Cartoni Ardenti. Che non sono i carboni ardenti. No, i carboni servono per la griglia, questi servono per divertirsi quando si fa la griglia. Okay. Allora, io volevo, prima di iniziare, a fare degli auguri. Allora, a Renata Andreussi di Artegna. Facciamo un applauso a Renata. Poi c'è un signore che ha qualche anno più di Renata, i 94 anni, è in splendida forma, Guido Leonarduzzi di San Vidotto, di Camino al Tagliamento, che ci guarda praticamente sempre. L'artista Fontanini mi ha fatto avere appunto questo messaggio e non voglio dimenticarmi che il 25 di novembre, oltre ad essere la giornata di Santa Caterina, giornata regina per la lotta contro la violenza sulle donne, anzi sapete che il sottoscritto ha intrapreso da tempo una battaglia e dice sempre non aspettate il secondo schiaffo e denunciate subito, ma parliamo di un evento lieto al Luna Park dei Rizzi, dove ci sono circa 80 attrazioni. In serata alle 20:30 ci saranno i fuochi d'artificio, siamo nella zona dei Rizzi, quindi 25 di novembre i fuochi d'artificio per salutare Santa Caterina e appunto il Luna Park. Però prima di cominciare a parlare dei 30 anni dei Pueri, perché l'accento va sulla E, Pueri, giusto maestra? Bravissimo, ho imparato subito. Subito, perché mi ha massacrato prima dell'inizio di questa diretta. Vorrei invitare, e saluto il buon Simone Caramaschi, voi che siete a casa, ci dite per favore che roba è? Questo è l'oggetto misterioso di questa sera, anzi se ne avete da proporre c'è la mia email in sovraimpressione, scrivetemi e magari ce li prestate e il mercoledì potete venire a riprendere appunto i pezzi che proponiamo durante questa diretta. E in questo caso devo salutare per l'oggetto misterioso il signor Luigi Paoloni, ovvero sia Gasose, e anche Giacomo Gressani e Mario Moro
insomma, del gruppo, della famiglia degli Sgubos, quindi diteci, poi la maestra ci dirà cosa vincete, quindi nel caso, vediamo se c'è un CD, una sciarpe, qualcosa, me la sono inventata in questo momento. Direi di iniziare, Vittoria, ti dispiace restituirmi un attimo il tablet perché vorrei iniziare a far sentire quanto siete bravi. Quindi maestra, con cosa iniziamo? Ma direi che iniziamo con un brano prettamente nostro, quindi un dolce sentire, Sì. che è la colonna sonora del film di Zeffirelli di Fratello Sole e Sorella Luna, quindi possiamo iniziare con questo. Quindi bambini, su. Allora, cominciano ad arrivare gli SMS, congratulazioni al neodottore Michael Di Pagnacco, un saluto al sottoscritto, grazie mille, simpatiche che fruttine, bravi bravi i pueri cantores. E ancora, Vittoria, chi vuoi vicino? Chi volevi vicino? Boh. Perfetto, questa è Miss Bo. Allora, ti scrivo in particolare i saluti di Diego, stiamo guardando lo scrigno anche perché c'è un'amica in particolare di Luca che canta. Mia, chi è Mia? Valentina Tomadini? Chi è Valentina Tomadini? Valentina Tomadini, chi è? L'ha scritto qua. Luca, lo conosci? Sì.
E di cognome come fa? Bodini. Eh? Bodini. Bodini, quindi ho capito. Vi conoscete da tanto tempo? Dall'infanzia. Ho capito. Vuoi tanto bene a Luca, tu, sì? Sì. Dall'infanzia? Sì. Perfetto. E fin qua ci siamo. Allora, oggi è la festa di Santa Cecilia, maestra, e patrona della musica, ed è bello vedere una trasmissione dedicata alla musica, in particolare ai pueri, perché adesso ho quest'ansia, pueri, bello il canto dolce sentire, Sandro da Pignano, ma niente per caso in questa televisione, che vi ricordo 2 volte numero 1, perché siamo sull'11 e ci potete vedere anche su telefriuli.it. Don Caligaro, che cosa significa avere in paese questo ben di Dio? Buonasera a tutti, è bello condividere questa gioia che la comunità di Martignacco può godere ogni domenica e in tante occasioni. È bello poterla condividere con coloro che possono ammirarci, perché davvero ammiriamo questi bambini. Era meraviglioso vedere i loro sorrisi, la meraviglia che traspare dai loro occhi nell'essere qui. Ecco, è un orgoglio per una comunità avere un gruppo di bambini che si mettono al servizio della stessa comunità, ma non soltanto per loro, prima di tutto perché ci sono tantissime altre persone che si mettono in gioco per rendere possibile tutto questo, in primis le famiglie di questi bambini che credono in questo messaggio fortissimo di fraternità, di fede che passa attraverso la musica. Si vedono spesso in chiesa? Spessissimo, e questa è la cosa bella. Allora, un saluto al maestro Daniele seduto nel pubblico. Chissà chi è quel signore lì. Don, puoi passare un attimo? Grazie mille. Questo signore, se si alza in piedi, ha un incarico importante perché è il vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pueri Cantores. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Sono orgoglioso di rappresentare una federazione appunto che rappresenta il canto delle voci bianche a livello sia nazionale che anche internazionale. Voglio subito dire, ecco, che quest'anno abbiamo fatto un bellissimo congresso internazionale a Firenze, il mese di luglio, dove hanno partecipato 2500 ragazzi provenienti da tutta Europa e anche dal Messico e da altre parti del mondo. Eravamo 3500 nel 2020, quando doveva svolgersi. Poi però la pandemia ha fatto slittare questo appuntamento e siamo arrivati comunque a 2500. Ecco, quanti gruppi ci sono in regione? In regione attualmente sono 4 gruppi. Abbiamo i Pueri Cantores di Martignacco, i Pueri Cantores del Duomo di Udine, i Pueri Cantores di Flambruzzo e i Pueri Cantores di Fagagna. Presidente, vicepresidente, rimanimi pure lì perché qua è iniziata la pioggia di messaggi. Brava Chiara Stefanini da Valentina. E ancora saluti a Sofia e Vittoria dagli zii Carnici, Saro e Lucia. Dov'è Sofia? Bravissimi tutti. Vuoi salutarli? Sì. Sì. Ciao. Bella fresca. Aspetta. Vittoria, si informa Vittoria, Ma sei venuta da sola in macchina? Cioè, a guardarti non so... No, non ancora. Tanti saluti ai miei compaesani, complimenti ai bambini e alle bambine del nostro coro e a Federica che ci mette tanta passione, William. E ancora, ma sei stata molto brava, ti sto vedendo in televisione, ti faccio i miei complimenti, da Cesare Ardito. Mia? Sempre tu. Perfetto. Chi è che sa fare una ruota? Dai, facciamo una ruota. La sabbia io so farla. Sì. Creatura. Allora mettetevi in fila e andiamo in pubblicità con le vostre ruote. Mettetevi in fila, che non c'entra niente con i pueri e Juvenes, però maestra, facciamole sfogare perché... Assolutamente. Vai, come ti chiami? Giorgia. Giorgia, vai, vediamo chi è la più brava. Bene. E ti chiami? Giulia. Giulia. No, Giorgia. Non so, Don è evidente. Gioia. Ah, Gioia adesso. Gioia.
È l'ultimo o pensi di dirne? Basta, sì, perfetto. Vai, come ti chiami, scusa? Gioia. Gioia, perfetto, evviva. Vai, Gioia. Bene. Sara. Sara, sicura, è l'ultima, perfetto, la accendiamo, vada Sara, vada. Bene, ma c'è una che sa fare qualcosa, tu, vai, ancora poi andiamo in pubblicità, intanto qua, fai quello che vuoi cara. Mitica la band dei cartoni. Ne hai ancora una e poi andiamo in pubblicità. Scusa, come si chiama questa? Rondata. Rondata, prego, accomodati. Mitica la band dei cartoni ardenti, soprattutto lo zio Mauri. Ciao Camilla e Tobia dagli amici vicentini. Ciao Denise Vanni. Chi è Camilla e Tobia? Abitano a Vicenza questi signori, sì. Quindi ci stanno guardando su telefriuli.it. Schiocca le mani il buon Snidero, sembrava una nacchera e invece sono le dita di Snidero. Andiamo in pubblicità tra poco. Eccoci con voi. Allora, bravi bambini, un saluto a Sofia e Vittoria da Annabelle. E ancora, Pueri Cantores, orgoglio di Martignacco, bambini meravigliosi, l'espressione più bella della fede. Grazie di esistere. Mettete anche chi siete, così vi citiamo. Grazie. Buonasera, vi seguiamo da Gallarate, quindi siamo in Lombardia. Complimenti per la splendida iniziativa. Sentire i bambini cantare scalda al fuoco Rosellina. Un saluto a Lorenzo Casarin da tua cugina Nicole. E ancora, brava Giorgia, oltre che cantante anche ginnasta, gli zii. Complimenti a tutti, in particolare alle mie compagne di classe Gioia, Francesca, Arianna e Chiara. Un saluto da Maria Loreta. La conoscete? Sì. Perfetto. Ah sì. Beh, Sofia e Vittoria bravissime, un saluto agli amici di Gorizia. Allora, io vorrei andare un attimo dal sindaco, ecco il microfono alle tue spalle. Casali, belle frizzanti le signorine qua. Loro sì, loro sono tanto molto allegre, no? Questo non guasta. E poi è un gruppo anche affiatato, lo si vede da quelle amicizie che nascono in gruppi come questo. Infatti quello che vorrei sottolineare, e ribadendo un po' anche quanto diceva il nostro parroco, è proprio il fatto che questa esperienza di vita che loro stanno facendo poi è un percorso di crescita. Lì nascono le prime amicizie che si portano avanti per molti anni. Abbiamo alcuni esempi qui, poi durante la trasmissione magari lo scoprirete, di ragazzi che sono partiti 30 anni fa e ancora oggi continuano a darsi da fare all'interno della comunità. C'è da dire che tutte le cose non nascono per caso, nascono quando c'è chi ci mette il cuore, la passione, l'impegno. E allora Federica, Vito che ha le tastiere, sono delle anime pulsanti della comunità e sono quelli che ci mettono quel qualcosa in più, no? Sacrificano magari un po' della loro vita privata dedicandosi agli altri e lo fanno con una dedizione che poi si trasforma in quel risultato che state vedendo. E non è un caso se purtroppo, devo dire, sono rimasti solamente pochi gruppi. Significa che un po' tutti all'interno delle comunità dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare a darci da fare proprio per ottenere risultati come questi. Ecco, torneremo agli antichi splendori, visto che diceva il vicepresidente nazionale prima, insomma, che ci siamo ridotti veramente a poche centinaia proprio a livello nazionale di Pueri e Juvenes Cantores. Secondo me torneremo agli antichi splendori solo se torneremo ad apprezzare il bello delle comunità. Le comunità sono variegate, confrontarsi con gli altri significa impegnarsi, delle volte ottenere delle gioie, magari delle volte anche delle delusioni, però lo spirito deve essere quello di fare qualcosa assieme e per gli altri. Con quello spirito poi le comunità si sorreggono molto bene. La nostra fortunatamente, devo dire, ha ancora tanta vita e di questo sono particolarmente orgoglioso. Ecco, noi stiamo vedendo delle immagini che ci ha fornito Federica. Che immagini sono, Federica? Collaborazione con i nostri amici Cartoni Ardenti che abbiamo fatto, quindi sia feste di carnevale piuttosto che sempre in paese, piuttosto che l'animazione all'oratorio, quindi all'oratorio estivo,
Abbiamo partecipato al mini festival e quindi anche la band ci ha accompagnato. Questo invece sono le foto del nostro congresso a Firenze, di cui parlava prima, appunto il congresso internazionale, dove abbiamo avuto l'opportunità di conoscere altri cori di tutto il mondo, e questo invece è il nostro congresso del 30° a Martignacco, dove abbiamo appunto animato insieme agli amici, assieme accompagnati dalla Filarmonica Linda e dai cori Pueri Cantores del Triveneto, la nostra giornata per festeggiare il nostro compleanno, ed era stata, eravamo tutti insieme nel Duomo di Martignacco, quindi è stata un'occasione per noi, un compleanno fatto proprio tra amici, che in tanti mancava da tanto tempo questo. E non è tanto forse la qualità in questo momento, che anche se sono molto bravi i nostri pueri, di tutti quanti, però forse è... qui con Cristina D'Avena abbiamo fatto una sigla di un evento Cartunia, quindi abbiamo aperto un suo concerto, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Cristina D'Avena e abbiamo inciso una sigla con lei, quindi abbiamo fatto varie attività. Queste sono le più storiche, in cui anch'io facevo parte, c'è la nostra fondatrice, la maestra Adelina, che assieme a Don Efrem ovviamente sono stati l'anima di questo coro. È stato fondato nel 92, io lì sono ragazzina, Don Efrem ci seguiva in tutti i congressi, in qualsiasi punto dove andavamo ci accompagnava, adesso non c'è più tra noi, ma ci sta sicuramente ascoltando con Adelina da lassù, perché anche lei ci ha lasciato. E questa sono io, da ragazzina, quando ero come loro. A quanti anni hai iniziato? A 4 anni. Perché? Perché cantavo sempre e la suora mi portava su con la manina, da quando facevo asilo, mi accompagnava ai piani alti dove si facevano le prove del piccolo coro, quindi la suora teneva il coro che c'era allora, eravamo in 4-5 ragazzini e io sonnacchiavo un po' la pianola sempre in chiesa, l'armonium a dire il vero, coi pedali, e canticchiavo e quindi mi accompagnava, quindi non avevo nemmeno l'età. Dopo, tramite Savino Paiani di Udine, che salutiamo e ringraziamo moltissimo, è stato il pioniere dei Pueri Cantores in Friuli, ci ha fatto conoscere questa bellissima realtà della Federazione dei Pueri Cantores, e così assieme ad Adelina Montagnese all'epoca e Don Efrem siamo iscritti anche noi alla federazione, e da allora è 30 anni che ne facciamo parte. Vivo di musica, per me il coro non è uno stile di vita, è uno stile di vita perché non è solo la precisione canora o il cantare bene, ma è proprio quello che si vive insieme, come queste serate, l'amicizia, e loro mai come adesso ne hanno bisogno, quindi ogni attività è utile per facciamo i campi scuola, pizzata e film il sabato sera, qualsiasi cosa sia fare gruppo, che per 2 anni purtroppo, come tantissime realtà, non abbiamo potuto fare. Un saluto da Giurdignano alle bellissime Sofia e Vittoria. Sara, sei bravissima, da Alba e Asia, quindi ti salutano. Buonasera, complimenti a tutti. Un saluto carissimo ad Ariana Battello del coro da Enea, Egidio, Irene e Zii di Carlino. Buonasera, sono l'ex presidente dei Pueri di Martignacco, creda ci fa bene al cuore, continuate così ragazzi che vi appoggiamo sempre. Buonasera, il canto è una forma d'arte sublime, un momento di aggregazione importante, bravi tutti, Carlo Chimenti. Vi seguiamo da Roma e anche qua siamo credo con telefriuli.it, complimenti a tutti, soprattutto ai bambini, spero di sentirli ancora cantare. Colin. Un grande saluto a Flaviano, il bambino più speciale del coro, fatelo cantare allo zio Giovanni Stoppardi. E dov'è? Ma vuoi venire a cantare? Sì. Vorrei, ma sono troppo grande. No, sindaco, passa. Ma chi sei tu? Spiegaci. Alzati così Allora, buonasera, buonasera a tutti. Sì. Allora, io sarei il vicepresidente, non so neanche cosa sono venuto a fare qua, perché a proposito di ruota, no? Vedevo la ruota prima, la ruota che gira, racconto l'aneddoto. A me nel coro, quando ero piccolo, mia mamma mi fa: o vai nel coro o vai a fare il carichetto. Il coro è roba da donna, vado a fare il carichetto, no? E dietro di me cantava sempre, era una bambina, ero comunque 2 anni più grande anch'io. Cioè, a un certo punto, vieni, mi ha stressato no, però ha insistito per mezza mia vita, fino a 25 anni fa, ha detto: vieni a cantare al mini festival, guarda, solo a fare il coretto, vieni a cantare, guarda, io vengo a cantare, però basta che non mi tiri dentro nel coro, mi faccio,
Insomma, un anno dopo sono diventato rappresentante dei coristi per 4 anni di fila, poi ho portato mia figlia, poi sono diventato Come si chiama tua, chi è vicepresidente. tua figlia? Mia figlia ormai non c'è più nel coro, ormai ha Ah. 15 anni, ha quell'età che preferisce altre cose. E a proposito di ruota, ecco, io ho vissuto, insomma, ho rotolato fino alla vicepresidenza. Grazie. Allora, che gnocca che Glenda in TV. Allora, tieni un attimo. Non so chi sia, ma... Sarà mio marito, no. immagino. Vieni, Spero vieni, sia mio marito. Speri sia... E lo ringrazio molto perché No, amo, vieni. amo parlare in pubblico. Ah, non lo sapevo. No, non È un lo sapevo. 338... No, forse non è mio marito. Però va bene, i complimenti sono bene accetti. Guarda, come si chiama tuo marito? Fabio. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Un saluto al coro, dal coro parrocchiale di Martignacco. Federica e Vito sono anche le nostre colonne. Vive i Pueri Cantores. Lucia che ci saluta. Complimenti a Lorenzo e compagni della terza B. E andiamo, bravissima Chiara Stefanini, da tua sorella Giulia e dal papà. Brava anche Nicole. E ci prepariamo per lanciare la rubrica di Leonardo. Ciao, io vorrei salutare Sofia Muscatello e Vittoria Muscatello, vi ammiro tantissimo, un bacio da Cecilia, quindi anche auguri, buon onomastico. Bravissima Giorgia e Valentina da Arianna, un saluto a Nicola e Camilla da Chiara. Gioia, tutta la famiglia ti manda un forte bacio. Dov'è Gioia? Vieni Gioia. Anche quelli lontani ti stanno seguendo, un abbraccio, ti vogliamo bene, goditi questa meravigliosa emozione, bravi tutti. Ma da dove potrebbero scrivere queste persone? Da Napoli. Da Napoli, quindi funziona telefriuli.it, ve lo ricordo. Ciao, sono Gioia, saluto Mia, in bocca al lupo. Un saluto anche per Valentina. Tanti saluti a Sara dai nonni di Branco. Dov'è Sara? Sara? Come si chiamano i nonni? Fabrizio e nonna. Manda un bacio e così, manda un bacino. Manda un bacino comunque. Come mandi un bacino? No? No, perfetto. Allora, è mitica, bravi, un saluto a Tobia da Davide e mitica Ghenda. Bravissimi Tobia e Camilla, un saluto ai vostri vicini. Un caloroso abbraccio, siete bravissimi, un particolare saluto a Vittoria e Sofia da Eloisa e Leonardo. Complimenti alle nostre amiche Sofia e Vittoria, saluti ai nostri amici Siculi, Beppe, quindi ci guardano da Sicilia, Rosi, Alice e Leo. Andiamo con un brano o andiamo in pubblicità, così recuperiamo un minutino e mezzo, maestra, e ripartiamo con la terza parte. Certamente. Sindaco e sacerdote, state ancora un attimino, so che voi avete un impegno, come si dice? Ancora un momento, perché mi piace avervi qui con me. Andiamo in pubblicità. Eccoci con voi. Allora, poi andiamo subito con il brano. Vi ricordo, dovete ancora indovinare l'oggetto misterioso di questa sera. Ci dite che roba è? Perché chi ce l'ha fornito non ha le idee molto chiare, quindi ipoteticamente al 90% è una cosa, però vogliamo essere sicuri. Quindi, maestra, con cosa andiamo? Come un pittore dei Modà. Come un pittore dei Modà. Semplicemente ciao, difficile trovare parole molto serie, letterò di
Molto bene. Bambine, potete sedervi, accomodarvi. Tanti saluti a Camilla e Tobia dalla provincia di Torino e bravi tutti. E quindi di fatto ci stanno guardando anche in questo caso da lontano. Un saluto a Omar, il tubista più bello che ci sia. Dov'è? Allora, dov'è il microfono? Ce l'ha il presidente? Ah, abbiamo abbondanza di microfoni da quella parte. Spiegami, è un mestiere il tubista, no? Il tubista, sì, suonatore di tuba. Di tuba, io non... Tuba, strumento musicale a fiato. Alzati, grazie mille. Sì, strumento a fiato delle bande a fiato, appunto. Ecco, tu rappresenti? La Filarmonica Leonardo Linda, una delle più longeve associazioni del Comune di Martignacco, ma anche del panorama friulano. Quanti anni avete? 167. Beh, porto bene, vero? Ho perso un po' di capelli, ma insomma. E quella signorina al tuo fianco? È mia figlia, orgoglioso. Di padre in figlio. E tua figlia invece suona? Clarinetto. Clarinetto? Sì. Ma senti, ma... È la più giovane che c'è in banda. La mascotte. Senti, ma quanto ti ha parlato della banda il papà quando eri un po' più piccola? Tanto. Tanto? Ma tu spontaneamente sei arrivata? Sì, sì, sì. E fai parte di questo gruppo da quanto? 2 anni dentro una banda, ma è 7 che suono. Senti, e con i Pueri Cantores e le altre associazioni del paese si lavora assieme, si collabora? Sì, sì. Cosa fate? Facciamo, diciamo, degli eventi, concerti di Natale, concerti vari. Il vostro concerto di Natale quando si svolgerà? 18 di dicembre. 18 dicembre? 18 dicembre, sì, in Duomo a Martignacco. Avete mai fatto parte dei Pueri Cantores? No. No, noi no. Non ancora. Maestra, c'è spazio ancora o no? Assolutamente. Ma noi infatti diamo spazio, noi abbiamo spazio per la filarmonica, abbiamo delle persone che suonano nella filarmonica. E vorrei ricordare che abbiamo Antonino, che è comunque un cantore dei Pueri Cantores, che ha suonato la chitarra prima e suona il cajon, giusto Antonino, si dice così, e quindi anche lui suona ogni tanto nella banda come batterista, anche Vito suona il sax, quindi insomma ci aiutiamo e collaboriamo. Piccola polpetta. Piccola polpetta? Sì, piccola polpetta, sei bellissima. Zio Macek. Chi è la polpetta Macek? Ah, è sempre la creatura davanti, benissimo. E un abbraccio fortissimo dalla zia Isabella, Sofia e Vittoria da Napoli. Ancora un saluto di incoraggiamento a Glenda, vai Murose, vai zia Silvia. Ancora per Gioia un bacio da Napoli da tutti i tuoi cugini, saluti a Valentina da zia Dore e dalla cugina Chiara. Dov'è Valentina? Valentina? Dov'è Valentina? Ecco, alzate la mano tutte e due. Perfetto, le nostre speranze e il futuro racchiuso nei cuori di questi bambini. Complimenti a tutti, ciao Arianna da mamma e papà. Dov'è Arianna? È lì. Allora, andiamo. Bravissime Sofia e Vittoria, tutto il coro dagli amici di Bobbio. Chissà dov'è Bobbio? Chissà dov'è Bobbio? Maestra, sai dov'è Bobbio? Qualcuno? Piacenza. Suggerisca. Grandi cartoni ardenti, la Papan House vi segue con passione. Papan House. Bravissimi tutti i Cantores e un saluto speciale ai mitici cartoni ardenti degli amici di Cico. Bimbi meravigliosi e bravissimi, un bacione grande a Mia da Dani. Un saluto per Vittoria da Carolina. Veramente ne stanno arrivando da ogni dove e questo è un buon segnale. Volevo andare dal presidente emerito, come si dice per i papi. Grion, buonasera, se ti alzi, grazie mille. Tu hai ceduto il testimone. D'altronde ogni tanto anche tocca, no? Comunque sì, buonasera a tutti, no? Io intanto volevo dire che anch'io, nonostante la mia veneranda età, ho avuto un periodo di vita nel coro, no? Quella volta era i Juvenes Cantores, che erano chiaramente quelli molto maturi, no? E mi ricordo con Glenda, Federica e con Flaviano e si faceva parte di un coro che aveva una buona qualità. Io ero a Trai, no? Perché loro avevano qualità molto più coltivate, ecco.
Comunque io volevo dire che praticamente volevo ricordare l'ispiratore, il creatore di tutta questa splendida situazione, che è Monsignor Efrem Tomasini, no? Cioè asilo, coro, sagra. Cioè asilo, crescono i bambini, a un certo punto entrano nel coro, crescono e entrano nella sagra. È così perché mette questo circolo. Tutta la filiera. Ecco, crescono, chiaramente che nella saga crescono, e qua alla mia sinistra ho un valido esempio, no? Che sarebbe, cioè è il nuovo presidente della saga. Che si chiama? Federico Nigris. Federico. Ecco, quindi testimone. Federico, hai fatto tutto l'arco Buonasera costituzionale a tutti. praticamente. Ho fatto tutto l'arco, dall'asilo ai Pueri Cantores alla sagra, prima da bambinetto che prendeva in mano puliva i tavoli della sagra, poi sono passato alla vicepresidenza 2 anni fa e da 2 settimane a questa parte sono subentrato a Roberto. Senti, è un incarico che ti emoziona, mi sembra di capire. Beh sì, la situazione in primis e poi anche l'incarico che... Buonasera, stai pure in piedi, Presidente Neo. Caro saluto a tutti, complimenti, ma soprattutto alla piccola vittoria da parte di Giorgia Gabai, un'amica dell'asilo. Bravissimi tutti. Cosa ha detto? Ah, sì, benissimo. Bravissimi tutti, un bacio a Camille, Tobia, zia Andreina e Andrea. Un saluto al coro dei Pueri Cantores di Fagagna. Un saluto a tutti quanti i fan delle bizzarre avventure di Yo-Yo. Ciao Greve, o Grive, scusate se non pronuncio bene. Viva Maurizio, Flavio, Cristina e Marco. Chi è Maurizio? Dovrei essere io. Dovresti... buonasera, emozionante vedere la continuazione del lavoro iniziato oramai tanti anni fa da mio zio professor Paiani, sì, una telefonata, Savino, e tanti auguri per gli 86 anni appena compiuti. Mandi. Telefonata, pronto? Telefono. Buonasera. Pronto? Pronto? Vabbè. Pronto? Sì, signora, la stiamo ascoltando. Buonasera. Buonasera, ci dica. Sono la mia nipotina lì, si chiama Arianna. Dov'è Arianna? Vediamo. Arianna? Si chiama Arianna, la bambina di mia nipote. Sì, signora, la stiamo vedendo. È Arianna di quella con gli occhiali che è sulla sinistra lì. Arianna, alzati in piedi, alzati in piedi. La sto vedendo. Ecco, signora... No, quella lì, l'ultima. Sei tu Arianna, sei tu Arianna. C'è un'altra Arianna. Per favore. Sono la zia Nerina. Sono la zia Nerina, Arianna. Signora, la riconosce? Sì, che è la figlia di mia nipote Barbara. Sì, ma è lei, no? Ecco, Barbara. Io sono la zia di Gonardo, della tua mamma. La zia della tua mamma. La riconosci, creatura? Sì, si chiama Barbara. Tieni il microfono. Si chiama Arianna, vero? Si chiama Arianna? Se Dio... Sì. Sei tu Arianna, ecco, sei tu Arianna, vero? Sì. Oh. Bene. Volete farvi gli auguri di Natale, signora? Ecco, volevo... sai perché? Perché è la prima volta che ti vedo, da quando sei nata è la prima volta che ti vedo. E quindi adesso che ti vedo sono anche emozionata, non so se te la faccio, però ti mando un abbraccio e a tutti voi della trasmissione, è meraviglioso. Grazie signora, continui a seguirci. Bene, allora, bravi ragazzi, siete fortissimi Emanuele e Mattia. Ricordate che abbiamo ancora 0432 573517 l'oggetto misterioso, dovete dirci che roba è. Complimenti a tutti, grazie per le emozioni. Alessandro Tofani. Alessandro Tofani, chissà chi è Alessandro Tofani? Io speravo che la maestra me lo sapesse. Un abbraccio alle mie nipotine Sofia e Vittoria dalla nonna Maria da Modica. Siamo? Santa Madonna. Alzati. Siamo noi. Siamo noi. Da dove chiamano queste persone? Da dove scrivono? Vittoria? Boh. E chi la tiene? Brava la nostra... Modica. Sì. Brava la nostra zia Federica da Sonia, Isabel e Alessio. Buonasera, i bambini sono bravissimi, soprattutto Giulia, Giorgia, Gioia, da Fabio Storlon.
Se la nostra Gioia è Ruggero, ti vogliamo un mondo di bene dai cugini di Napoli. Ma chissà chi avrà mandato. E soprattutto ci può aggiungere, vorrei tanto anche salutare la mamma di Sofia, cioè Antonella e Gianluca, che sono sicuramente super commossi da vedere le loro figlie crescere e cantare come degli angioletti. Un abbraccio a Vittoria e Sofia dai nonni di Milano. Bravissime, andiamo, brava quella bimba che fino alle 16 a scuola, poi 16:30 a catechismo anche se piove, un abbraccio a tutte, questa sarà una nonna, Don, chissà. Voi state ancora un blocchetto e poi andate, perfetto, andiamo in pubblicità tra poco. Eccoci, allora... Saluti a Camilla e Tobia, cantate La fuga del cavallo morto? Gli zii da Torino, non so se... Allora, un bacione a tutti per la bellissima Isabel, i parenti. Ancora, mandi Daniele un saluto al coro da Chiopri, tu sei, grazie. Il maestro Buding Lorenzo assieme all'ex presidente Claudio Cantaruti mandano un saluto a tutti i pueri di Martignacco. Allora io direi di andare con Bentornato. Grazie. Dimmene una veloce. Allora, c'è un boscaiolo che va in un negozio di abbigliamento. Sì. Fa, vorrei una camicia. La commessa lo guarda e fa, che taglia? È il boscaiolo. La legna, perché si vede. Bambini, l'avete capita? Sì. Perfetto. Quindi puoi dirne un'altra, perché Grazie. Qua siamo a rischio freddura, quindi? Allora, San Francisco, ascensore, va via la corrente. C'è San Francesco lui? San Francisco. Ah, San Francisco, sì. Va via la corrente e rimangono due in ascensore da soli, al buio. Sì. E uno fa l'altro. Ruoti, faccia da perno. E qua lo guarda e fa, ma ruoti lei, faccia da schiaffi. No, ridono, quindi... Allora. Qua proprio, questa si sganascia proprio, non so, grande Ghenda, stai fermo lì un attimo, buona serata a tutti, un saluto speciale a Rosi e Gabriele da Daniela di Orsaria, chiedo scusa, un saluto a Omar il tubista, quello l'abbiamo già letto, ce l'hanno rimandato, complimenti al coro, un affettuoso saluto a Sofia e Vittoria da Bari, quindi complimenti anche dalla Puglia, a tutti i bimbi, soprattutto a Gioia, ti mandiamo un grandissimo bacio, un fortissimo abbraccio ancora, le tre cuginette. Bravissimi, Tobia, un pochino di più felicità. Dov'è Tobia? Tobia, un po' di felicità, hai sentito? Bisogna ridere. Quindi gala di boscaioli in Canada. Sì? Tutti buoni, grossi, possenti. E ci arriva un omino piccolo, 1,40 m, con un coltellino. Quando tocca a lui, c'è un albero secolare da tagliare, taglia l'albero, taglia i rami, impacchetta e mette sul camion. Gli altri lo guardano e fa, ma dove hai imparato a tagliare gli alberi così? Fa nel Sahara. Fa, come nel Sahara? Il Sahara è un deserto. Quello li guarda e fa, adesso. Pensate cosa ha combinato. Un bacetto alla furbetta Vittoria, alla simpaticissima Sofia dai cugini Brianzoli. Bravissima Sofia Vittoria dei nonni di Milano, buonasera, saluti da Mazzara del Vallo, complimenti a chi con amore riesce a essere disponibile con questi risultati, un abbraccio a Vito, Antonino e Federica. Ciao Sara, un bacione da Padova, dagli zii Annalisa e Piero e da Isabella e Allegra le cuginette. Brava Sara, hai cantato bene da tuo fratello Simone, quindi un saluto dal laboratorio di Giovanni Battista, viva la musica. Per Sara, bravissima, saluti da Tarcento e da tutte noi. Maria e Monica salutano Lorenzo, papà Nicola, mamma Lucia e tutti i piccoli coristi. L'origano, quando nasce, ha le foglie lisce. Dopo lo rigano. Questa è quella che mi piace. Loro non l'hanno capita. Avete capita? Vabbè. Però io vorrei, grazie alla regia del nostro Caramaschi, c'è un'immagine che ci racconta... Chi è quello lì? Chi è quello lì? Sì, è sempre, mi rivolgo a te, Dario. Sì, io uno lo conosco, gli altri due non li vedo bene. Sì, tu, chi ti ha fatto la foto è Caramaschi, che di fatto ti ha scoperto, mi ha detto eri già una star all'epoca. 2013, sì. Feletto.
Sì, mi ricordo. Ti ricordi? Benissimo. Cara, c'ero sempre 30 anni fa e qualche volta adesso ancora collaboro molto volentieri con voi. Saluti da Elena. Ciao Tobia, vai alla grande. Mattia. Un bacio forte a Gioia Ruggero da zia Teresa e zia Gianna, sei bravissima. Siamo orgogliosi di Sofia e Vittoria, Rossella e Tommaso. Al mio canta papà preferito, nessuno ci dividerà, Zan Zan. Chi è? Sì, qualcuno è sempre l'uomo che allarga le braccia, sarà sempre lui. Ci tenevo a fare i complimenti allo zio Flaviano per il suo incredibile numero canoro che eseguirà tra poco a sorpresa. Aspetta, bella zio top Freddie Mercury, dai. Quindi tu sei in grado di... Vieni un attimo. Sì, non c'è la base, quindi ritengo... C'è! Vai, mettiti pure al centro, grazie. Glenda, canta anche tu. Scusa. Find me somebody to love. Ooh, each morning I get out my diary, can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror, I cry. Lord, what you doing to me? I spent my years to believe in you, but I just can't get relief, Lord. Somebody, can anybody find me? Somebody to love. Bravo! Questa non era prevista. Un abbraccio a Sara da nonna Fernanda e nonno Fabrizio. Fede, sono ancora sveglia solo per te. Elisa. Chi è? È una mia carissima amica che ci ha fatto la torta per il 30° compleanno. Vorrei fare i complimenti a mio cugino Daniele Pironio e spendere 2 parole per far sapere a tutti il suo amore per questi cori. Orgoglioso di vederlo in TV, ha dedicato tutta la sua vita al coro, sacrificando il suo tempo libero con passione e impegno, nonostante tutti gli impegni che richiedono le cariche da lui coperte. Un bacio da Stefi. Un saluto a Lorenzo, mamma Lucia e Nicola, la nonna e la zia. Complimenti a tutti, un saluto a Vittoria e Sofia da Fabio e Mara. E ancora a Gianluca e Antonella con Vittoria e Sofia, vi voglio bene, Tidus da Roma. Un abbraccione a Paolo Tonini e Otello da Paolo Nolgi. Ciao Nolgi, tanti saluti a Camilla e Tobia, un bacio e un abbraccio dal nonno 99enne. Aspetta, vieni qua. Vieni. Vai tu. No, mi devi spiegare un attimo perché è un compleanno importante. Guarda là, guarda Francesco. Quindi spiegami chi è. Mio nonno compie 100 anni a febbraio. Sì, così. Allora, complimenti a tutti, un'emozione vedervi in TV, un abbraccio da una vecchia ex corista, Stefania Sabbadini. Una bravissima Gioia, un bacio da signora cuoca e signor meccanico da Torre del Greco. Complimenti a tutti, un saluto speciale a Chiara e Arianna da Chiara Rosso. E andiamo, scusate, complimenti a tutti i bambini del coro, un abbraccio da Arianna, dalla zia Ilda e dallo zio Luciano. Dove sono? Ci sono? Sì, sei tu, sempre tu? Ah, ok. Bravissimi tutti, un saluto da nonna Sanna. Gioia Ruggero, ti vogliamo tanto bene, nonna Pina e orgogliosa di te. Allora, io vorrei andare un attimo per chiudere. C'è un microfono da quella parte? Allora, sindaco, perché so che poi ho promesso che vi liberavo dopo mezz'ora, ma vi ho tenuto qua mezz'oretta in più. Allora, intanto il comune è vicino a questi, che sono a tutti gli effetti i vostri cittadini, no? Certo. Cerchiamo di fare il possibile per essere vicino a realtà come queste.
ricordo sempre un particolare che mi ha colpito moltissimo e si aggancia a quello che dicevo prima. Eravamo in piena pandemia, c'erano tutte le limitazioni e quindi anche per i ragazzi non c'era la possibilità di incontrarsi. Federica assieme ai suoi collaboratori ha organizzato per loro nel parco festeggiamenti un incontro all'aperto con distanziamento, giusto per il senso di ritrovarsi assieme. Io credo che questo abbia un significato grandissimo e lo porto nel cuore come messaggio forte di una volontà incredibile di andare avanti, e credo che poi fortunatamente abbiamo superato quel momento e adesso si può riprendere la vita normale. Quando Federica mi ha raccontato dell'esperienza fatta a Firenze, portare dei ragazzi a Firenze diventa veramente esperienza di vita, sono quelle cose che si ricordano poi per sempre e quindi è molto molto bello. Sindaco, hai mai fatto parte di un coro? No. Non hai altre qualità ma non canore? Purtroppo quelle canore non sarai in grado di fare quello che ha fatto Flaviano, che ormai è diventata la star di Martignacco, perché con il suo Freddie Mercury Show ormai va in giro in tutte le feste importanti. Don, prossimo appuntamento, quando li rivede? Quando li rivedi? Domenica prossima alle 11 alla messa. Che messa è quella di domenica? Una messa importante? Tutte le messe sono domenica importanti. Iniziamo l'Avvento, ricordiamo i 2 anni della morte di Don Efrem, quindi è un momento importante per la nostra comunità. Per 50 anni la guidata, diamo inizio anche al tempo nuovo, il tempo dell'attesa del Santo Natale, per cui noi ci vedremo insieme alle vostre famiglie domenica. Grazie, io vi congedo, quindi adesso io lancio la rubrica di Virna di Lenardo, quindi non è pronta, ditemi se posso mandarla o no, sì, quindi vediamo dove è andata Virna di Lenardo, dal canale Canal del Ferro, e poi andiamo direttamente in pubblicità. Ciao Daniele, cari telespettatori, buonasera a tutti. Dunque, io l'altra volta avevo concluso la puntata su Pontebba, fatto sta che poi ciacola che ti ciacola, Enrico mi ha raccontato un sacco di altre cose. Ho detto no, non possiamo fermarci qua Enrico, dobbiamo assolutamente riprendere anche queste chicche. E quindi ci troviamo sul famigerato ponte che divide Pontebba da Pontafel, quindi l'Italia dall'Austria. Adesso andremo a conoscere qualcosa di più. Ricordo comunque l'oggetto dell'altra volta e lo riprendiamo Enrico con i 3 simboli, il portachiave con i 3 simboli di Pontebba, e ci dicevi che appunto sono la Bulfenia, la pianta tipica di Passopramollo, sì, la fontana, fulcro del paese, che troviamo in centro, esatto, in Italia però. Esattamente, e appunto il ponte dove siamo sopra adesso. Perfetto. Però mi dicevi che in questo momento stiamo camminando sulla cosiddetta rosta, corretto? Sì. Spiegaci che cos'è. Praticamente è stata costruita da Venezia, la Serenissima, per arginare la Pontebbana, il fiume che passa qua sotto, appunto perché con le tante esondazioni che ci sono state, alluvioni, l'hanno costruita per mettere un po' in sicurezza il paese. Ho capito. E questa su cui stiamo camminando è proprio la più antica? La più antica è quella dall'altra parte. Che adesso Christian, il cameraman, ci farà vedere, esatto, naturalmente. Infatti verso il comune, che vedete il tetto, quello un po' spiovente lassù, sì, e troverete 3 leoni di San Marco, appunto perché era qua comunque l'impero, la Repubblica Veneziana, giusto? Ottimo. E siamo in centro, esatto, in Italia. Mi è piaciuta tantissimo questa storia del siamo in Austria e siamo in Italia. Molto. E mi sto divertendo, adesso siamo in Italia, quindi esatto, sappiate cari telespettatori che vicino alla fontana siete in Italia. Siamo in centro, Enrico, oggi ormai siamo in autunno inoltrato, quasi inverno, in realtà fa ancora caldissimo per il periodo in cui siamo. E giustamente anche insomma il traffico di persone è diminuito, però mi dicevi che comunque qua a Pontebba, soprattutto nel periodo estivo, c'è molto traffico. Molto, perché appunto è l'unico paese dove passa l'Alpe Adria, proprio passa in mezzo. L'Alpe Adria è la ciclovia che parte da Salisburgo e arriva fino a Grado, e in alternativa potete andare verso Bled in Slovenia e viene sempre giù a Grado. Quindi tappa fondamentale a Pontebba e divertirvi sul ponte, un po' in Italia, un po' in Austria. Esattamente, potete fare 2 selfie dopo quando volete. Esatto. Giusto.
Beh Enrico, che dire, io ti ringrazio per questo divertentissimo pomeriggio a Pontebba. Ringrazio voi. Ringrazio Daniele in studio, i telespettatori e Cristian Madotto naturalmente per le riprese. Però Enrico, io ho parcheggiato in Austria. Ma io vivo in Italia. Quindi siamo sul ponte, dobbiamo dividerci. Sì, mi dispiace, ma... Mamma mia, Enrico, grazie. Grazie è stato a te. un piacere. Alla prossima. E vado in Esatto. Austria. Io in Italia. Ciao. Ciao. Eccoci. Buonasera, tanti saluti al neopresidente della Sagra di Martignacco e al gruppo della Tagliata, Mandi Federico dalla zia e dallo zio. E vorrei approfittare anche per salutare Fabio, che so che è uno dei veterani. Bravo Flaviano, vogliamo un'altra esibizione, Manuela da Martignacco. Un saluto ai mitici Don Luca e il sindaco, che ci hanno salutato, sono andati via. Un abbraccio a tutti i bambini, soprattutto a Tobia da Giovan Battista trasformato in Hulk. Bravissima... Dov'è? È un vostro compagno. Bravissima Giorgia, un bacio da Ginevra e anche qui siamo su telefriuli.it. Complimenti a tutti, ma soprattutto grazie al presentatore, grazie da Mauro Romagnoli, saluto il signor Romagnoli. Un saluto all'ex maestro Lorenzo dei Pueri Cantores. Non potevano mancare i complimenti per questo bellissimo coro anche dalla Sicilia. Un bacio a Sofia e Vittoria da parte dei cuginetti Edo e Davide. Ho fatto parte dei Pueri come mamma, ho partecipato ad alcuni campeggi come aiuto cuoca e come accompagnatrice al Congresso Nazionale a Torino, esperienze che tutti dovrebbero provare. Brava la maestra. Un grandissimo abbraccio ai cartoni, Mauri, Gle, Manu, Vito, Fede, Lucia e Ago. Adesso un brano che penso conosciate tutti, ci porta in TV e sentite che cosa fanno questi splendidi piccoli. All'avventura lui è un tesoro al sicuro non è se ce li attorno Lupin oh Lupin con il rischio gioca sempre perché per lui nulla di impossibile c'è è sempre molto audace questo è Lupin 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 l'incorreggibile l'inafferrabile, ineguagliabile sei. Lupin, Lupin, l'incorreggibile. Lupin, Lupin, l'inafferrabile. Lupin, Lupin, ineguagliabile sempre l'avventura tu vai, sei furbo Lupin. Ma lui certamente comparirà dove c'è un tesoro se lo vorrà allora lui arriverà oh Lupin Zenigata l'ispettore lo sa e il tesoro quindi sorveglierà ma Lupin allerta sempre lo sarà Lupin l'incorreggibile l'inafferrabile, ineguagliabile sei. Lupin, Lupin, l'incorreggibile. Lupin, Lupin, l'inafferrabile. Lupin, Lupin.
bisogno di un aiuto. Dovete urlare, quando dico nome e cognome dovete dire olè. Allora, volevo salutare chi ha lavorato con me stasera. Allora, il nostro regista Simone Caramaschi. Olè. Alla camera Francesco Snidero. Olè. E all'audio la signorina Chiara Miscoria. Olè. Perfetto, fate un applauso adulti. Bene, però, cara maestra, abbiamo ancora un cartone animato, la sigla di un cartone animato, qual è? Adesso facciamo Occhi di gatto. Occhi di gatto. Glenda. Glenda. Se i bambini non hanno neanche mai visto Occhi di gatto. Ma... Io sì. Ah sì? Prego. Tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, sono tre ladre abilissime, molto sveglie agilissime, con astuzia e perizia, ed unendo sempre un poco di furbizia, riescono sempre a fuggire e nel nulla sparire. Occhi di gatto, occhi di gatto. E questo è il nome del trio compatto, sono tre sorelle che han fatto un patto. Occhi di gatto, occhi di gatto. E che ha colpito l'abisso piatto, fuggendo poi con un agile scatto. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Tre fanciulle sveltissime, tre tipette esilissime, sono tre ladre abilissime, dolci ma modernissime, senza forza né violenza, poiché fanno sempre tutto con prudenza, sono pronte a rubare solo cose assai rare. Occhi di gatto, occhi di gatto. E questo è il nome del trio compatto, sono tre sorelle che han fatto un patto. Occhi di gatto, occhi di gatto. E che ha colpito l'abisso piatto, fuggendo poi con un agile scatto. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Occhi di gatto, occhi di gatto. E questo è il nome del trio compatto, sono tre sorelle che han fatto un patto. Occhi di gatto, occhi di gatto. E che ha colpito l'abisso piatto, fuggendo poi con un agile scatto. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Siccome qua si canta dal vivo, ma com'è? Dai, maestra, dia l'attacco. Occhi di gatto. Dal vivo, dal vivo. Più di 200 sms, WhatsApp, veri, maestra. Quindi È un orgoglio. beh, merito vostro, merito vostro. E quindi? Volevo dedicare due o tre barzellette a questi piccoli bambini e a tutti i bambini d'Italia. Maestra? Racconta. Allora, due amiche si incontrano, fa, come l'hai chiamato tuo figlio? L'ho chiamato Mozart. Ma che brutto nome. Sì, però suona bene. È arrivata a scoppio. E poi? Allora, il bambino e il papà tornano a casa dalla mamma, fa, mamma, abbiamo trovato una puzzola, possiamo tenerla?
Una puzzola? Una puzzola. Possiamo tenerla? Sì. Ma come fai con l'odore? Si abituerà. Cioè puzzava più lei della puzza. Ne abbiamo ancora 30 secondi. Allora, la mamma Oca gli chiede alla figlia, dove sei stato tutto il giorno? E la figlia gli fa. Alla occhetta. Alla occhetta. Sì, alla occhetta. Fa qua. Bene, allora, ne abbiamo ancora da leggere. Un saluto da tutti da parte di Norman che si illumina nel buio. Appunto, un saluto a tutti da parte di Norman che si illumina nel buio. Non sei sempre tu. Non sei sempre tu. Da ammirare i bambini bravissimi. Un saluto particolare alla mia nipotina Nicole, la nonna Susanna. Un salutone a tutti i bambini e soprattutto al bravissimo cantante dei Cartoni Ardenti da Elena. E chi è? Adesso non è che ogni messaggio è strano. Sei tu. Un abbraccio al cantante dei Cartoni Ardenti da il Chime. Chime? Il Chime, da Varese. Da Varese? Da Varese. Bene, pubblicità, andiamo, ci vediamo tra poco. Eccoci. Allora, qua mi scrivono, io vorrei chiamare per salutare Sofia e Vittoria se è possibile. Lo faccio adesso, 0432 573517, perché abbiamo sì, veramente 7 minuti, 8 minuti, quindi chiami e vedrà che le risponderanno. Che strato le ragazze dei cartoni, che strato una parola, insomma, però... Vero. Bellissime tue esibizioni dei Pueri Cantores di Martignacco e Fagagna, Sandro di Pignano. Io direi che possiamo andare con un brano, vediamo se arriva la telefonata che prenderemo subito dopo Pollon. Quindi... Questo brano noi, come facciamo nei nostri concerti, invitiamo tutti a fare un movimento semplicissimo che è giù su, sì, al ritmo di bambini, al ritmo di musica. Adesso seguite la maestra. Anche da casa invitiamo tutti ad alzarsi. Sì, dal divano. Dal divano e a seguirci nel movimento di questo brano e andiamo tutti sull'Olimpo. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'è una bambina che ancora Dea non è graziosa e birichina, Pollon il suo nome è. Su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei tu. Pollon cammina guai. Su dai, racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città. Il mio grande amico porta sempre buon umore, è simpatico e ti dico che comanda lui l'amore e lo fa con frecce d'oro con cui poi lui c'entra i cuori e nei cuori di costoro troveranno grandi amori. Quando cammina vai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei tu. quando cammina vai, Su dai, racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città. Pollon, quando cammina guai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei tu. Pollon, quando cammina guai, Su dai, racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città. Allora, maestra, puoi accomodarti, poi io mi avvicino da questa parte e quindi che cosa abbiamo in questo momento? Ci sono 2 maiali all'esame. 2? Maiali all'esame. Sì. E uno fa all'altro, dice all'esaminatore, non avete altre domande da porci? Da porci, bambine. Perfetto. Porci?
Allora, stavo guidando per la strada, a un certo punto vedo... Sì, Lui stava guidando per la strada, bambini. dentro la macchina ovviamente. Sì. A un certo punto vedo un gruppo di struzzi che mi bloccano la strada e non mi fanno passare. Allora sono sceso dalla macchina e ho detto: guardate che questo è ostruzionismo. È ostruzionismo. Come ti chiami tu? Valentina. Allora, Sì. c'è un carabiniere che vede... Salutiamo l'Arma dei Carabinieri. Sempre sia lodata. Sempre sia lodata. Che vede un uomo che vende i noccioli semi di mela. E allora va lì e gli fa: senta, cosa sta facendo? Sto vendendo i semi di mela che fanno diventare più intelligenti. Fa: vabbè, me ne dia 5. Fa: sono 50 euro. Va bene. Mentre va via pensa: ma io con 50 euro quante mele potevo comprarmi? E quanti semi c'erano dentro? Allora torna indietro e fa: guardi che lei mi ha fregato. Fa: io con questi 50 euro potevo comprarmi un sacco di mele. Fa: ha visto che sta diventando più intelligente? Fa: sì, è vero, me ne dia altri 5. Allora, noi abbiamo veramente qua, ecco, sempre, vedi, sei sempre tu quello. Sempre la foto di prima. Sì, sì. Ma chi è quello oscurato? Non so. Dark Per Vader. motivi di sicurezza non possiamo... Salutiamo la regia di Caramaschi. Io vorrei farti un dono da parte della federazione nostra, quindi il nostro gagliardetto. Grazie. E questo che era il nostro dono che abbiamo dato a tutti i partecipanti del nostro 30°, con una frase di Madre Teresa e con una bomba di semi fatta dal gusci delle uova che hanno raccolto, dal portaguscio delle uova. Dentro ci sono dei semi che gli ha fatti una mamma che è qui presente, la mamma di Mia, anche Mia l'ha aiutato. Seminando e annaffiando cresceranno nuovi fiori e quindi questo è quello che noi vogliamo trasmettere, che seminando si raccoglie, quindi speriamo ci siano nuovi Puri Cantores nel Friuli, altri cori ancora, perché deve continuare questa bellissima realtà. Grazie Federica. Grazie a voi. Grazie. Grazie. È doverosa. Un contadino scava nel suo campo, a un certo punto trova una macchina dei carabinieri con dentro 2 carabinieri. Dentro nella macchina sepolta sotto te. Fa: cosa è successo? Ci hanno seminato. Questo è meraviglioso. Ci hanno seminato. Ridono anche tu ne avresti una da 1 minuto? Che abbiamo 2 minuti e 37, se no... Una barzelletta? No. Un brano da 1 minutino. Crazy the Fincolò. L'importante è che decidi... Microfono, carissimo. Aspetta. Cerco le parole perché mica mi ricordo. Vieni qua perché mi sta impalando la telecamera in maniera... devi trovare le parole? Mica mi ricordo tutte. Aspetta che ti tengo il microfono. Prima che ha accompagnato Dolce Sentire al flauto traverso la Chiara, che anche lei è nella filarmonica, quindi... Chiara, vieni. Senti, che cosa significa far parte della filarmonica oggi? Quanti anni hai intanto? 15. È la più grande. Sì, sono la più grande. E cioè, far parte della filarmonica e anche fare parte del coro è molto importante per me, perché la musica ha sempre avuto un ruolo molto importante nella mia vita e quindi sono contenta di fare sia questo che quello. Cosa vuoi fare da grande? Bella domanda. Non sappiamo ancora. Ancora no. Ma un'idea? Possibilmente qualcosa che mi permetta di viaggiare, quindi vedere il mondo. Perfetto, grazie. Puoi accomodarti, noi siamo fuori tempo massimo. Ho fatto 2, 1. Girati però, devi starmi qua. Vai. Grazie, fermo qua. Andiamo con le mani. These feet, I just can't handle these feet. Oh Lord, I must get round to it. I'm ready. Crazy little thing called these feet, oh Lord, I tried in the cradle night. I just shake all over like can't it feel.
wish I kind like it. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy. Should leave the hot to cool a fever. Should leave the cuckoo's sweat. I gotta be cool, I relax, I get it, I get on my tracks, take a back seat, I take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy don't think at all. It's me, my mind can handle these feet. Oh, I try. Grazie. Bene. Allora noi chiudiamo qua, vi ricordo che la prossima settimana celebreremo come si deve i 135 anni della banda di Buia e quindi sarà qui tutta la formazione in studio e poi si comincia col mese di dicembre e vi garantisco che non vi annoierete. Facciamo un applauso a questi fiori, grazie di cuore maestra Nobile, io mi tengo qui e domani mattina provvedo alla piantagione, vedremo che fiori, così ogni volta che uscirò di casa penso al coro di Martignacco. Grazie di cuore, arrivederci e alla prossima. Grazie Simone, grazie Snidero e grazie alla Miscoria.